Francesco Chiamulera, responsabile della rassegna Una montagna di libri, è qui a Cortina d'Ampezzo nel giorno della consegna dei premi. Innanzitutto un'impressione generale su questa 26esima edizione. È stata un'edizione rutilante ed emozionante in cui abbiamo toccato tutti i record precedenti e poi li abbiamo superati. Più di 50 appuntamenti a Cortina d'Ampezzo che proseguono, perché si va avanti anche a settembre-ottobre, ma soprattutto coronare un luglio e agosto a Cortina con il ritmo a volte di 1 e addirittura 2 incontri al giorno con scrittori del mondo come Anne Applebaum e come William Dalrymple e autori italiani come i vincitori del premio Cortina Carmine Abate e Diego De Silva, ma poi anche spazio all'attualità e a tutto quello che riguarda il nostro momento molto difficile che viviamo, facendo di Cortina un crocevia di persone, un incontro di letterature e di persone che si vogliono bene e che amano i libri. Questa è stata la 12esima edizione invece del premio Cortina d'Ampezzo, che ha una doppia anima, anche il premio della montagna Cortina d'Ampezzo. Rispetto a questi libri molto belli, è stato anche molto emozionante il momento della premiazione. Cosa hai apprezzato, cosa ti è rimasto di questi due autori, di queste due opere? Sono due libri che celebrano la diversità della letteratura, non potrei pensare a due libri più diversi tra di loro. Carmine Abate con Il cercatore di luce, una storia magnifica di montagna e di pittura intorno a Segantini, e dall'altra Diego De Silva con la sua ironia metropolitana alla Woody Allen. Eppure è così che funziona, così funziona da tanti anni nella ricerca della diversità e della qualità e dell'eccellenza nella letteratura, e in questo senso Cortina, dove si davano appuntamento Hemingway e Nabokov, Parisi e Buzzati e tanti altri, ha rappresentato da sempre, da tantissimo tempo, proprio questa peculiare diversità, ed è ciò che rende le Dolomiti ancora un luogo magnifico di incontro al netto della appunto fantastica diversità di emozioni e di esperienze che quassù si possono vivere. A Una montagna di libri, ben trovato anche al sindaco di Cortina d'Ampezzo. Questa è una rassegna arrivata alla sua 26esima edizione. Insomma, che effetto fa essere qui oggi nel giorno, tra l'altro, della consegna dei premi? Beh, è sicuramente una bellissima sensazione. Devo dire che ho avuto l'onore e il piacere di partecipare a vari degli appuntamenti che ha fatto Francesco. Questo è il coronamento di un lavoro che ha eseguito in questa stagione in maniera esemplare, e penso che anche per lui ci sia tutta la massima soddisfazione di essere arrivato a una conclusione di tanto lavoro e anche di un ottimo successo. E cosa significa per Cortina d'Ampezzo questa rassegna? Beh, per Cortina d'Ampezzo significa una risposta dal punto di vista turistico, culturale importantissima, perché Francesco fa un ottimo lavoro sul territorio e di conseguenza ci porta anche dei grandissimi e bellissimi nomi illustri che senza di lui noi non avremmo, quindi ci dà la possibilità di essere visti anche sia a livello internazionale che nazionale da un punto di vista culturale che è di eccellenza. Gianarturo Ferrari, presidente della giuria del premio Cortina d'Ampezzo, le sue impressioni rispetto agli autori che hanno ricevuto questo importante riconoscimento? Sono due libri molto belli tutti e due. Uno che è una biografia molto appassionata di Segantini e l'altro che è la storia culminante di un ciclo di romanzi scritti da Diego De Silva che hanno per protagonista l'avvocato Vincenzo Malinconico. Libri esilaranti, quelli di Vincenzo Malinconico, molto belli. Sono libri di lettura non solo agevole ma anche ricca, cioè danno qualcosa, lasciano qualcosa. Quanto ci aiuta la letteratura a farci strada in questo presente complesso? Ma la letteratura non è che ci aiuta, è che in questo presente complesso si legge di più. Abbiamo avuto insomma, modo e tempo di leggere di più. La pandemia non ha nuociuto né alla lettura né alla scrittura, a quanto pare, vedendo i libri che sono stati scritti in questo periodo. Siamo con Carmine Abate, autore del Cercatore di luce, vincitore del premio della montagna Cortina d'Ampezzo. Congratulazioni innanzitutto. Si aspettava intanto questo riconoscimento? Beh, no, non me l'aspettavo, perché era la prima volta che io racconto la montagna. Io vengo dalla Calabria, addirittura da un paese, Arbrecht della Calabria, un paese dove si parla l'albanese antico, però vivo in Trentino da più di 30 anni. Ed è la prima volta che appunto racconto la montagna trentina, svizzera,
e calabrese, perché anche la Calabria ha la sua montagna, la Sila. E questo libro che spunti ci dà sull'attualità della montagna e sui problemi che sta affrontando? Beh, parte da lontano, da molto lontano, parte da Segantini, il famoso pittore Giovanni Segantini, di cui appunto si racconta la storia, che è già di per sé molto romanzesca, però proprio da un valore che Segantini trasmette al giovane protagonista invece dei giorni nostri, quello che ricostruisce questa storia e ricostruendo anche la storia della propria famiglia, esce fuori l'attualità del libro. Ecco, Segantini rispettava la montagna e attraverso le sue opere ci dice che la montagna va rispettata, perché lui dipinge la bellezza della montagna, la maestosità della montagna, e in una delle sue lettere, Segantini era semi-analfabeta, scriveva delle lettere sgrammaticate, però scrive: io mi inginocchio di fronte a un filo d'erba, a un fiore, e vede dall'alto della montagna l'uomo come una formica, la paragono proprio a una formica che però, ahimè, soprattutto ai giorni nostri, distrugge tutto, no? Una piccola formica che distrugge tutto. Quindi questo ragazzo dei giorni nostri, attraverso questo valore, fa le sue battaglie in difesa della montagna, perché la montagna è imponente ma è anche fragile, per cui bisogna difenderla e rispettarla. Siamo in compagnia di Diego De Silva, autore di Sono felice dove ho sbagliato, vincitore del premio Cortina d'Ampezzo. Che effetto fa aver ricevuto questo riconoscimento importante? Beh, sono molto contento, mi fa molto piacere, ero già stato in finale qualche anno fa, l'anno in cui vinse il compianto Paolo Maurenzi, e sono molto felice di essere tornato e di avere questo riconoscimento, perché è un premio tra l'altro molto affettuoso, quindi molto piacevole da vivere oltre che da ricevere. Che spunti di riflessione ci può dare il suo libro? Beh, intanto il titolo è un po' un ossimoro, no? Sono felice dove ho sbagliato, che però secondo me coglie qualche cosa di vero, nel senso che la felicità è sempre un po' un'eccezione alla regola della vita ordinaria, no? Ed non è un caso che poi quando ci sentiamo felici, abbiamo la sensazione di essere in quei momenti di felicità, ci domandiamo, una parte di noi ci domanda pure, ma dov'è l'inganno? Qual è la clausola scritta in caratteri microscopici che ho firmato senza saperlo, no? Un po' il senso di colpa che si accompagna all'essere felici, che dipende molto sicuramente dalla formazione cattolica che abbiamo ricevuto, no? C'è sempre qualche cosa che tu dovresti fare ma non stai facendo, no? E così ho voluto giocare anche un po' su questo.